Finalmente così l'insegnante arrestata nell'ambito dell'inchiesta romana per pedofilia assieme al compagno. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Il fascicolo potrebbe essere trasferito a Venezia. 30enne di origine marocchina accoltellata nella notte a Caldogno. L'aggressore incappucciato l'ha colpita alla testa e al volto. I carabinieri sulle tracce del suo ex. Dramma in autostrada all'altezza di Vittorio Veneto. Motociclista di 67 anni coinvolto in un incidente va in arresto cardiaco. Lo salvano i vigili del fuoco a rientro da Cortina. Uno schianto terribile in auto. La 14enne Elisa sembra destinata a restare un vegetale per sempre, ma i suoi genitori non mollano fino al giorno in cui la loro figlia riapre gli occhi da Venezia. Una storia di coraggio e speranza. Gli strascichi della polemica nazionale per le foto bruciate di Meloni, Nordio e Trump al corteo di Roma, coinvolti 2 padovani, e oggi in città una mobilitazione a sostegno dei 2 giovani. Partecipazione della Russia alla Biennale. Il presidente Buttafuoco riceve il sostegno di Salvini, mentre il ministro Giuli fa setacciare i verbali del CDA della fondazione e la corrispondenza con Mosca. La crisi della pesca, il settore messo in ginocchio anche dal caro gasolio, l'allarme della CISL, servono interventi immediati e ammortizzatori strutturali sociali. Con l'emozionante cerimonia allo Stadio Olimpico del Ghiaccio si sono chiuse le Paralimpiadi, ma Cortina guarda al 2028 quando ospiterà i Giochi Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, questi titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio che riguarda la Biennale, padiglione alla Russia. Secondo voi è giusto? Se volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque ora la cronaca. Sono innocente, così l'insegnante arrestata nell'ambito dell'inchiesta romana per pedofilia assieme al compagno. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Il fascicolo potrebbe essere trasferito a Venezia. La nostra cliente contesta tutto quello che le viene addebitato e ci difenderemo nelle sedi opportune. Ci sono gli elementi per farlo. Così l'avvocata Francesca Ottoni, che insieme alla collega Marta Labozzetta difende la 52enne trevigiana, insegnante in un istituto superiore di Treviso, arrestata insieme al compagno, un giornalista e manager di 48 anni, con le accuse di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. La docente, rinchiusa in carcere alla Giudecca, sarà ascoltata nelle prossime ore dal GIP di Roma per l'interrogatorio di garanzia, così come il suo compagno in cella a Rebibbia. L'inchiesta della Procura Capitolina potrebbe però essere trasmessa per competenza territoriale a quella di Venezia. Da quanto emerso nel corso delle indagini, infatti, la docente avrebbe inviato via computer al compagno le foto della figlia minorenne dalla sua casa del centro di Treviso. Per questo motivo il fascicolo potrebbe essere riassegnato ai magistrati distrettuali competenti, e non solo immagini rubate alla figlia, oggi sedicenne, ma anche quelle dei nipotini di 5 e 8 anni, figli del fratello, filmati, secondo l'accusa, mentre facevano la doccia o mentre, su sua richiesta, si toccavano le parti intime o si facevano toccare dalla zia che li aveva in custodia. E poi altro materiale ancora, perché nel PC esaminato dagli inquirenti dopo la denuncia partita dalle rivelazioni della figlia della 52enne c'erano foto e video anche di altri minori, che l'insegnante condivideva con il compagno, probabilmente collegato a una rete più ampia di scambio di materiale pedopornografico, visto che faceva parte di alcuni canali di messaggistica Telegram dediti proprio a questo, a cui erano collegati anche soggetti residenti all'estero. Lui che a lei scriveva: sto facendo pensieri perversi pensando a te che fai la babysitter ai tuoi nipotini, e la donna che rispondeva: mi fa impazzire condividerli con te. Un gioco aberrante tra i due. Tu mi hai dato incarichi e io ho rispettato le consegne, scriveva ancora la docente riferendosi agli abusi. Brava zia, prenditi cura dei nipotini, replicava il 48enne con sadica ironia. Un quadro che fa presupporre che la misura cautelare potrebbe non essere modificata dopo l'udienza di convalida, tanto che nell'ordinanza il GIP accenna al rischio di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. È fondamentale capire le modalità, capire la tipologia dei reati, intervenire immediatamente ovviamente per arginare queste 2 persone, e questo ci fa capire quanto dobbiamo lavorare sul tema della prevenzione. Bene che questa giovane ragazza se ne sia accorta e immediatamente ha fatto la cosa fondamentale da fare in questi casi, che è denunciare immediatamente il reato.
Una vicenda che apre molti fronti di approfondimento, dice Semenzato, perché il lavoro da fare per contrastare abusi e diffusione di materiale pedopornografico è ancora molto. Minori esposti allo sconfinato palcoscenico delle piattaforme social, dark web, l'online produce in continuazione buchi neri in cui si annidano i reati. Qui non è solo una questione di pedopornografia, è tutta la conseguenza, perché poi quelle foto immesse nel sistema aumentano il desiderio di altri soggetti di vederli, quindi è una catena terribile che va assolutamente arginata e la tempestività e la denuncia sono fondamentali. Una donna accoltellata nella notte a Caldogno, l'aggressore incappucciato potrebbe essere un suo ex, indagano i carabinieri. È ricoverata all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ma fortunatamente non è in pericolo di vita la donna aggredita nella notte a Caldogno da uno sconosciuto incappucciato che le ha sferrato una coltellata alla testa. Il malvivente si è subito dileguato a piedi anche a seguito della reazione della vittima, che ha immediatamente allertato il 112 e i sanitari del SUEM. Un fatto eclatante che inquieta i residenti del quartiere Aeroporti, che definiscono la zona come sostanzialmente tranquilla. È grave questo episodio? Certamente sì, una coltellata. Più grave di così, lo so che robi una donna, diciamo, perché oggigiorno le donne le si trattano, insomma, in modo che non va, insomma, ecco. Le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri, che mantengono il riserbo più assoluto sulla vicenda. Qualche indiscrezione però sarebbe già trapelata nel frattempo. Si tratterebbe di una trentenne di origini marocchine e madre di 2 bimbi piccoli. Stava rincasando verso le 23:30 nell'abitazione di Via Linate. Poco prima di salire al suo appartamento avrebbe telefonato alla nonna vicina di casa per farsi aprire il portone d'ingresso. Proprio in quel momento è sbucato l'aggressore, che indossava un cappuccio bianco a coprirgli il volto. La lama ha colpito il capo e il volto della donna, fortunatamente in modo superficiale, senza penetrare nel corpo della vittima, che non ha saputo dare ulteriori informazioni sull'aggressore agli investigatori. Questi elementi però porterebbero il sindaco a identificare un caso già noto all'amministrazione comunale. In quella zona purtroppo ipotizziamo, perché ci sia la possibilità che tutto quello che è successo possa configurarsi un codice rosso, quindi un'aggressione da parte di un familiare nei confronti di questa donna. Anche le informazioni in possesso al sindaco lo rassicurano sullo stato di salute della concittadina aggredita. Da quello che ho potuto recepire dovrebbe essere un codice giallo, non so assolutamente niente di più, nient'altro, perché appunto è tutto coperto da un segreto istruttorio da parte dei carabinieri, che stanno cercando di individuare attraverso le telecamere, attraverso delle indagini, appunto l'identità dell'aggressore. Il movente del duplice omicidio Fioretto fu un'insolvenza di 25 milioni di euro di una conceria veronese, lo scrive il GUP nella sentenza che condanna il killer all'ergastolo. Ci sono voluti 35 anni per la soluzione di uno dei più inquietanti misteri della cronaca nera vicentina. L'avvocato Piero Fioretto e la moglie Mafalda Begnozzi vennero trucidati a Vicenza la sera del 25 febbraio 1991 per questioni economiche legate al salvataggio della conceria veronese Valdalpone, oberata da debiti per 49 miliardi di lire dell'epoca. Lo scrive il GUP Antonella Crea nella sentenza con cui ha condannato all'ergastolo Umberto Pietrolungo, 59enne calabrese legato al clan 'ndranghetista Muto, uno dei 2 killer. A incastrare Pietrolungo il DNA su un guanto e una pistola recuperati dalla polizia. Secondo il giudice, l'avvocato Fioretto, come consulente legale dell'imprenditore Bruno Mastrotto di Arzignano, aveva organizzato un incontro nel suo studio nel dicembre 1990 con i vertici di una conceria milanese per convincerli a non salvare il gruppo conciario veronese Valdalpone, a un passo dal fallimento. A volere il salvataggio, invece, era la conceria Italian Leather di Bari, che voleva finanziare il concordato stragiudiziale rimborsando il 50% dei debiti della Valdalpone. Mastrotto era contrario perché Valdalpone operava sotto costo e c'erano molti lati oscuri all'operazione. I killer, quel 25 febbraio, attesero Fioretto sotto casa alla sera. Tra gli assassini e l'avvocato
l'avvocato c'era stata una discussione. Un testimone sentì Fioretto dire che avrebbe chiamato i carabinieri. Poi gli spari nel piazzale del condominio di Contrattorretti, coincisi con l'arrivo della signora Begnozzi, in soccorso del marito. Il movente del delitto, dunque, per il giudice è la crisi aziendale della Val d'Alpone. Mio fratello fu ucciso dalla mafia, ha più volte ripetuto Giampaolo Fioretto, perché si opponeva a operazioni economiche inquinate. Intorno alle 15:30 di oggi le squadre dei Vigili del Fuoco del dispositivo di Milano Cortina al rientro dalla missione percorrendo l'autostrada 27 sono intervenute per soccorrere un motociclista a terra al centro della carreggiata. In seguito ad un incidente la vittima, un uomo di 67 anni, è stato sbalzato a 70 metri dalla moto ed era priva di coscienza e di respiro. I due istruttori professionali di primo soccorso del comando di Padova hanno rimosso il casco, liberato le vie aeree e iniziato il massaggio cardiaco. Alla ricomparsa di respiro hanno monitorato e atteso l'arrivo del SUAM 118 di Vittorio Veneto, arrivato sul posto con automedica ed elisoccorso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Treviso, il tratto di autostrada è rimasto chiuso fino alle 17. E ora nel Veneziano l'incrocio tra via Grassaga e San Donà e le provinciali 55 e 66 finisce in procura per troppi incidenti. L'associazione familiari e vittime della strada ne ha contati una decina in un paio d'anni, ma sotto accusa per Romina Ceccato di Alba Luci sulla buona strada c'è anche la scarsa prudenza degli automobilisti. Una decina di incidenti in un paio d'anni è il record poco lusinghiero dell'incrocio tra le strade provinciali 55 e 66, dove i comuni di San Donà e Noventa di Piave confinano con la provincia di Treviso. Ora c'è anche un esposto in procura presentato dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, dove si segnalano alcuni problemi come la mancanza di guardrail e una rete di cantiere arancione che potrebbe togliere visibilità agli automobilisti. L'incrocio è già da tempo sotto i riflettori, come conferma Romina Ceccato dell'associazione Alba Luci sulla buona strada. Eravamo al telefono con il vice sindaco Silvia Susanna della città metropolitana, la quale logicamente io non sono un tecnico e non posso giudicare se questo è a posto o non è a posto, però lei stessa ci ha assicurato, ma io sono sempre in contatto con lei, che stanno monitorando tutti i giorni questa situazione. Io sono d'accordo, come dicevamo prima, di mettere un guardrail fisso, di sistemare delle cose, però manca l'educazione e il rispetto di limitare quello che prevede la strada. Se la strada ti prevede i 50, posso capire puoi andare a 60, ma non puoi andare a 80. Bastano in effetti pochi minuti di permanenza lungo la strada per avvalorare entrambe le tesi. Da un lato c'è l'assenza di protezioni e anche, aggiungiamo, di segnaletica orizzontale. Non è visibile una striscia di demarcazione delle corsie. Dall'altro però la velocità tenuta mediamente da auto e camion appare più elevata del limite, così come abbiamo assistito a diversi sorpassi in una strada peraltro piuttosto stretta. Temi che ora evidentemente dovranno essere approfonditi anche in procura. Io penso che qui il problema sia anche il fattore economico. Chiedo di nuovo al ministro Salvini, quei soldi sono stati messi sul ponte di Messina. Abbiamo capito che c'è stato delle problematiche nella Corte dei Conti, quindi siamo bloccati, non possono essere più toccati. E in quel momento magari qua non potevano servire questi soldi? E qui lascio un punto di domanda e lascio a chi è di competenza darmi una risposta. Uno schianto terribile in auto, la 14enne Elisa sembra destinata a restare un vegetale per sempre, ma i suoi genitori non mollano fino al giorno in cui la loro figlia riapre gli occhi. Comincia a riconoscerci, ci ha chiamato per nome, mamma e papà. Sentirsi richiamare mamma o papà è una cosa che da prima che sembrava che non ci fosse nessunissima speranza di risveglio, a sentirsi soltanto dire quelle due parole è stata una cosa meravigliosa. La voce si spezza per un istante, ma gli occhi di Marco sono quelli di un papà che vive un presente e guarda a un futuro fatti di speranza, una parola che 7 mesi fa era difficile da pronunciare, perché per arrivare all'oggi bisogna riavvolgere il nastro e tornare a un pomeriggio drammatico di fine estate. 28 agosto 2025 lungo La Gordina a Sedico nel Bellunese, dove l'auto della famiglia veneziana formata da Marco Righi, la moglie Claudia e la figlia Lisa di 14 anni si trova coinvolta in uno schianto terribile. Un incidente nel quale è proprio Lisa, addormentata sul sedile del passeggero, ad avere la peggio. Gravissime lesioni, soprattutto alla testa. La corsa in ospedale, la battaglia per la vita nella terapia intensiva dell'ospedale di Treviso.
I medici riescono a salvarla, ma dopo un mese di coma, quando viene trasferita in pediatria, arriva la notizia ferale. Quando era appena uscita dalla terapia intensiva, ci avevano dato questa terribile notizia: non c'è speranza. E praticamente nostra figlia sarebbe rimasta in uno stato vegetativo permanente, che non c'era nessun modo per cui lei si potesse risvegliare. Si può immaginare, dopo una notizia del genere, c'è stata disperazione. Un macigno impensabile, insostenibile per tutti. Marco e Claudia però non si arrendono. Abbiamo detto qua, se molliamo noi, molla anche nostra figlia, e noi non possiamo farlo. E quindi, nonostante ci avessero dato questa terribile notizia, in cuor nostro eravamo sicuri che non era così. È una cosa difficile da spiegare, ma è arrivata questa convinzione. E allora la battaglia per Lisa va avanti. Viene trasferita all'ospedale di Vicenza, a seguirla l'unità spinale e gravi cerebrolesi guidata dal dottor Gianettore Bertagnoni. E lì è avvenuto questo miracolo. Dopo una decina di giorni che eravamo presso l'ospedale di Vicenza, ci sono stati dei primi segnali di risveglio, una cosa insperata. All'inizio è anche un semplice movimento di un dito. Però quel movimento del dito è stata una enorme speranza che si è accesa immediatamente. Poi gli occhi che si aprono lentamente e quelle parole che valgono più di tutto: mamma e papà. Nostra figlia ha cominciato un percorso di risveglio lento ma costante e che sta continuando. È sempre incerto l'esito, però intanto c'è. Mesi durissimi nei quali Marco e Claudia non sono stati soli. La forza ce l'ha data il sostegno di tantissime persone che hanno contribuito sia con fatti e anche con la preghiera. E insieme a noi si è unita tutta una comunità. Abbiamo iniziato con il patriarca, si è collegato con la terapia intensiva e ha pregato che si ripresentasse ancora una volta la certezza e in qualche modo anche la forza di poter ritrovare Lisa. La preghiera è stata unanime di tutta la parrocchia, e in tutte le occasioni, in tutti i momenti, la preghiera per noi è stata la forza necessaria per riprendere il cammino. Preghiera e medicina in questo caso vanno di pari passo. Non è una contraddizione, quindi? No, non è una contraddizione. I medici devono fare tutto quello che è possibile indubbiamente fare, e la preghiera diventa l'intercessione, diventa la forza per poter superare anche questi momenti. La strada è ancora lunga, ma papà Marco e mamma Claudia sono accanto alla loro Lisa, che ha da poco compiuto 15 anni, e lanciano un messaggio ai tanti che purtroppo vivono situazioni come queste. Non mollare mai, anche quando sembra tutto perso, come ci hanno detto anche a noi, non c'è nulla da fare, e questa parola è pesante, non mollare mai la speranza. Referendum giustizia, strappati i manifesti per il no nell'Opitergino e il blitz nel corso del fine settimana. Nelle zone del Tempio di Ormelle e di Meduno sono stati rimossi tutti i manifesti elettorali del Comitato Provinciale di Treviso Società Civile per il no nel referendum costituzionale. Ed intanto torniamo a parlare degli strascichi, della polemica nazionale per le foto bruciate di Meloni, Nordio e Trump al corteo di Roma, coinvolti i due padovani. È stato un gesto simbolico e non violento. Potere al Popolo e Collettivo CAU rivendicano quanto avvenuto sabato durante la manifestazione di Roma contro la guerra e per il no al referendum sulla giustizia, dove sono state bruciate le foto di Giorgia Meloni e del ministro Carlo Nordio e un ritratto di Donald Trump. Due ragazzi padovani del collettivo autorganizzato universitario sono stati identificati dalla Digos di Roma. Insieme a loro anche un terzo manifestante di Napoli è stato identificato dalla polizia. Una manifestazione molto partecipata che forse non sarebbe arrivata oltre il silenzio mediatico se non fosse stata per questa azione, un'azione che rivela come il governo abbia paura dell'opposizione reale che abbiamo portato in piazza assieme a tante altre organizzazioni questo sabato, un governo che quindi pur di nascondere una possibile disfatta al referendum di questo weekend ha deciso di costruire questo caso mediatico
mediatico, alimentando il clima di repressione che abbiamo già visto con il nuovo decreto sicurezza. Per i 3 giovani in queste ore potrebbe scattare la denuncia, mentre proseguono le indagini per identificare gli altri responsabili attraverso l'analisi delle immagini. Unanime la condanna della politica al gesto avvenuto durante il corteo di Roma. A Padova però i gruppi che hanno partecipato alla manifestazione nazionale che ha portato in piazza 20.000 persone rispingono le accuse di violenza, rivendicando le ragioni della mobilitazione contro la guerra e per rivendicare le ragioni del no al referendum sulla giustizia. Si continua a parlare della violenza sbagliata. La violenza di cui vogliamo parlare noi non è quella di chi brucia un foglio di carta, ma è quella di chi porta gli operai lavoratori a morire sul lavoro, di chi ammazza i bambini e le bambine in Iran e in Palestina impunemente, di chi distrugge il diritto internazionale. Ci stanno conducendo verso la guerra, una guerra che pagano i popoli e che stiamo pagando anche noi con il costo della benzina che aumenta e delle merci che aumentano. È di questo che noi dobbiamo parlare, questa è la vera violenza che il nostro governo sta agendo. Clima sempre più teso sulla partecipazione della Russia alla Biennale. Fa bene Pietrangelo Buttafuoco a difendere l'autonomia della Biennale. La censura non mi piace mai, il bavaglio non mi piace mai. Quello di Matteo Salvini è un sì deciso alla partecipazione della Russia alla prossima esposizione internazionale d'arte contemporanea di Venezia. Ho sentito il presidente Buttafuoco, non Giulia, ha aggiunto Salvini, la Biennale è un ente autonomo. Se quindi la scelta di Buttafuoco ha fatto perdere al presidente della Biennale l'appoggio del ministro della Cultura, gli ha fatto guadagnare quello del ministro dei Trasporti in una spaccatura interna al centrodestra, soprattutto tra Lega e Fratelli d'Italia, mai così profonda in questa legislatura. Fratelli d'Italia fa quadrato attorno al suo ministro. Credo che la prudenza in questi contesti debba prevalere. Io naturalmente mi auguro che quanto prima si possa tornare a parlare di cultura russa, di impegno russo, di intellettuali russi, di atleti russi, ma questo dipende molto da Putin. Il rischio, sa cos'è? Non è che ci siano dei intellettuali in buona fede che vengono a Venezia, ma che questo venga strumentalizzato da Putin, dalla propaganda putiniana, per mandare un messaggio distorsivo. Quindi in questo momento credo che la posizione del governo sia corretta. In quello che è diventato un caso mondiale, in cui la Commissione europea sta addirittura valutando il blocco dei 2 milioni di euro di finanziamento alla Biennale che arrivano da Bruxelles, adesso comunque parleranno le carte. Alessandro Giulia ha chiesto alla Fondazione di rispondere con la massima urgenza alle richieste del Ministero, che intende passare al vaglio i verbali del Consiglio d'amministrazione e la corrispondenza con Mosca, per controllare se le modalità di allestimento e la gestione del padiglione abbiano violato le restrizioni internazionali dovute all'invasione dell'Ucraina. Da quanto appreso, le curatrici del padiglione russo sono la figlia del ministro degli esteri e la figlia di un generale con un lungo trascorso nel KGB, lo sponsor un oligarca del gas sotto sanzioni occidentali. Curiosamente poi le prime anticipazioni sul padiglione sono state date dal presidente della Federazione Russa per la Cooperazione Culturale Internazionale, che appena lo scorso luglio aveva definito la censura uno strumento necessario a preservare un ambiente sano nella comunità creativa. Aggiungo personalmente, da appassionato anche della Biennale, dell'arte e della cultura in generale, che questa convenzione escludendum possa quanto prima cadere, ma nel segno della pacificazione del fatto che in Ucraina hanno smesso di essere in azione le armi di distruzione e di attacco che ha purtroppo portato Putin e la Russia. Ed ora la crisi della pesca, il settore è messo in ginocchio anche dal caro gasolio, l'allarme della CISL. Il caro gasolio sta mettendo in ginocchio anche il settore della pesca, già notevolmente provato, e i lavoratori sono pronti a fermare le barche e uscire poche volte alla settimana. Per la CISL Venezia il rischio è che le difficoltà del settore primario si ripercuotano rapidamente sull'intera filiera. Oltre ai problemi che già abbiamo, come il ricambio generazionale, i cambiamenti climatici, la continua riduzione dello sforzo di pesca da parte di Bruxelles, oggi abbiamo anche il problema del caro gasolio, un problema che ciclicamente torna legato alle vicende internazionali. Per Piva è necessario intervenire su 2 fronti per evitare che in poche settimane i prezzi aumentino ulteriormente. Il primo affrontando l'emergenza legata al caro gasolio, il secondo creando strumenti di tutela più solidi per i lavoratori. Bene un tavolo istituzionale che affronti e risolva questo problema, assieme alle parti sociali e alle organizzazioni di categoria.
Oltre a questo chiediamo un'accelerata all'avvio di ammortizzatori sociali strutturati. Non è possibile che oggi il pescatore, il dipendente, abbia soltanto un'indennità di fermo di 30 euro che arrivano l'anno dopo senza un ammortizzatore sociale valido. Quindi sul piatto ci deve stare da una parte la risoluzione del problema del caro gasolio, ma allo stesso tempo l'avvio di ammortizzatori strutturali sociali. Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale Montanariello. Serve un intervento pubblico forte e importante, che non può essere delegato solamente a richieste, come spesso avviene da parte della Regione Veneto, al legislatore nazionale, ma servono anche interventi da parte della Regione. Ricordiamoci che dietro la pesca c'è un'intera filiera che va da quelli che sono gli indotti, le lavorazioni, l'enogastronomico, l'artigianato, il trasporto, e dietro alla pesca c'è un indotto di primissimo livello fatto di posti di lavoro e di economie che per il Veneto hanno un'importanza non trascurabile. Quindi che la Regione Veneto si attivi subito. Un'emozionante cerimonia allo Stadio Olimpico del Ghiaccio ha chiuso a Cortina le Paralimpiadi invernali 2026, spento definitivamente il braciere in piazza di Bona a mezzanotte, esattamente come era accaduto nel giorno dell'assegnazione dei giochi. Don Ivano Brambilla, parroco di Cortina, ha fatto suonare a distesa le campane delle chiese della comunità ampezzana. Giochi olimpici e paralimpici hanno lasciato un segno e rappresentano l'inizio di una nuova stagione. Nel 2028 l'Italia tornerà a respirare lo spirito olimpico con giochi giovanili invernali Dolomiti Valtellina dal 15 al 29 di gennaio. E questa era l'ultima notizia, vi lascio ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.